ricoverati. Rispetto ai dati, i tamponi, adesso arriva anche l'assessore Nazzarini, e qui è ovviamente presente anche l'assessore Buttaccini. Rispetto ai dati noi siamo a 126.490 tamponi, ma ormai insomma penso che questo è il dato di stamattina, per cui penso siamo già a 130.000. Abbiamo di ricoverati, ma prima di dirvi ricoverati direi che abbiamo in isolamento esattamente 20.238 persone, delle quali 10.464 positive. Ecco, sono incrementati di 213 unità i positivi oggi. Ma perché? Ieri vi avevo detto, attenzione che arrivano i tamponi che abbiamo in magazzino, ne abbiamo più di qualche migliaio, 7-8 mila, per cui adesso stiamo evadendo tutto questo arretrato, e vi annuncio anche che la macchina famosa che abbiamo comprato, siamo gli unici in Italia ad averla, in teoria da lunedì ne spara da sola 7-8 mila al giorno. Una macchina che abbiamo comprato per il dottor Crisanti è installata presso il suo laboratorio. I ricoverati sono 1964, sono ancora 7 in meno, quindi i bollettini da 3 bollettini vanno, diciamo, in flessione sui ricoverati. 335 sono 1964 i ricoverati, e poi vediamo il bollettino. Comunque la terapia intensiva sono 335 e abbiamo sostanzialmente caricato 0, nel senso che ieri era in calo, oggi si è stabilizzato. I morti 534, abbiamo 12 morti in più, ieri vi ricordate ne avevamo 22 in più sul bollettino di ieri mattina, 12 in più. Qui pesano ovviamente le partite soprattutto delle case di riposo. E i 2 dati positivi: è il primo giorno che i dimessi superano i ricoverati, siamo 1031 dimessi e 82 nati. I veneti si mantiene sempre forti. Bene, detto questo, vi continuo a dire, e lo dico con la speranza che tutti possano ascoltare queste parole e che voi poi riportate, che adesso la sfida è tutta nostra. La visione è quella, ovviamente, di pensare che non dobbiamo abbassare la guardia. Lo dico tutti i giorni, lo so, ma continuo a dirlo. Chiedo ancora sacrificio ai veneti, lo chiede il governo con il decreto, io dopo vi spiegherò cosa abbiamo deciso di fare con l'ordinanza, però è un sacrificio che secondo me diventa un grande investimento. E le terapie intensive sono il grande pericolo, dobbiamo mettere in sicurezza soprattutto le persone fragili e deboli, ovvero i candidati ideali di questo virus, e dall'altro ringraziare tutti quelli che hanno rispettato in maniera direi quasi da laboratorio di chimica, pesando anche il micron, le ordinanze. Voi dite, ogni tanto sorridete, io vi dico che i ragazzi meritano un premio. Io continuo a leggere migliaia di messaggi che mi mandano i ragazzi, e sono ragazzi che mi chiedono, ve l'ho già detto ieri, ma molti mi chiedono di poter andare a prendersi i libri a scuola, sono ragazzi che mi chiedono di comprare cancelleria, molti mi dicono guarda che sto facendo un sacrificio perché non vedo il mio fidanzatino da 20 giorni, però sono tutti sul pezzo, e vi ripeto, in strada non li vedete i ragazzi e dovete valorizzarli i nostri ragazzi. Purtroppo devo però annunciare che rinnoviamo, o meglio firmato l'ordinanza, un'ordinanza che vi voglio spiegare per bene, in modo tale che poi non ci siano equivoci, che vale fino al 13 di aprile a Pasquetta, e quindi ho dato la stessa durata del DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri, per far cosa? Per fare in modo che ci siano, diciamo, degli allineamenti su alcune misure, ma che ci sia anche una visione veneta del problema, non per chiamarci fuori, ma perché vogliamo continuare con la nostra linea, che era un tantino diversa su alcuni aspetti. Allora rinnoviamo e proroghiamo la vecchia ordinanza fino al 13. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si va a fare la spesa, io ve la traduco in parole povere ma molto pratiche, non si va al supermercato la domenica perché sono chiusi,
restano le distanze di 200 metri, all'interno delle quali poi abbiamo anche specificato resta la possibilità di fare attività motoria, di sgranchirsi le gambe, di fare attività motoria che non sia attività di gruppo anche minimale. Se non è che uno dice, boh, via tutti i condomini, fermo il giro attorno al condominio, non funziona così. Cioè deve essere un'attività individuale, ovvio che se una persona ha il bimbo da portare fuori, queste robe lo fa, all'interno dei 200 metri. Mi arrivano tante richieste, ma i bambini con la carrozzina possono andare oltre i 200 metri? No, è previsto per tutti i 200 metri. Abbiamo specificato anche un aspetto che è il raggio 200 metri, perché ho visto dei verbali che dicono sì, è vero che era 200 metri di casa, però doveva fare 400 metri di stradina per arrivare a casa. Cioè, capivo, se uno calcola anche se uno deve saltare i fossi non finiamo più. Quindi penso che dobbiamo stare dalla parte dei cittadini che già fanno un grande sacrificio e i 200 metri sono in linea d'aria. Se poi uno deve fare una strada, diciamo, più lunga di 200 metri per andare su, se uno si ritrova in mezzo ai campi e deve usare una stradina per camminare, è ovvio che la stradina magari lo può portare fuori, però i 200 metri da casa sono fiscali. In più altre misure. Allora ve le leggo così ci capiamo. Divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto o al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, se non nei comuni, nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano consegnato ai commercianti che preveda le seguenti condizioni. Cosa vuol dire? Che i mercati di alimentari, quelli all'aperto, i famosi mercati, devono avere un piano di gestione, se no chiudono. Qual è il piano? Primo, nel caso di mercati all'aperto devono essere perimetrati, quindi o transennati o nastro in maniera tale che ci sia la presenza di un unico varco di accesso e uno di uscita. Quindi se sono su una piazza, noi abbiamo anche valutato l'idea di chiuderli, però ci sembrava un brutto segnale e un disservizio ai cittadini, soprattutto pensiamo ai pensionati o quant'altri, che magari anche nei paesetti, cioè, potrei anche citare un esempio, hanno solo quello per rifornirsi dell'alimentare. Per cui diciamo aperti, perimetrati, un ingresso e un'uscita. Sorveglianza pubblica o privata, quindi i vigili del comune e le forze di polizia municipale o una vigilanza privata, che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'area di accesso alla vendita. Cioè deve ragionare come un supermercato, ci si mette in fila, distanti e si entra. E infine, per venditori e compratori, quindi per chi è in vendita e per chi andrà a fare la spesa nel mercato all'aperto, uso obbligatorio di guanti monouso e di mascherine e comunque garantendo la copertura di naso e bocca. Se uno proprio non riesce a trovare una mascherina si metterà un foulard, una sciarpa, ma deve coprire, è auspicabile che sia una mascherina. Punto B. È vietata la vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l'attività di consegna a domicilio. Quindi anche tutto il dibattito, secondo me giusto, che è nato sugli assembramenti verso i garden e simili, viene chiuso con questa ordinanza. Peraltro devo anche dire che c'è una contraddizione su questo aspetto, perché a livello nazionale il codice dei florovivaisti delle rivendite dà l'apertura, ma a livello di cittadino tu non puoi andare, non è un motivo indifferibile andare a comprare una piantina. Allora abbiamo detto si chiude e si garantisce ovviamente la consegna a domicilio, però potrà essere effettuata l'attività di manutenzione delle aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione dei danni e all'incolumità delle persone, c'è un albero che sta cadendo o altre menate del genere, e al patrimonio arboreo e naturale, ivi compresi esemplificatamente le aree turistiche. Noi abbiamo tutti i campeggi turistici che devono prepararsi, faccio un esempio, per la stagione. Cioè, vabbè, rovinati dall'emergenza, ma almeno che possano avere un minimo di squadra che avrà tutti gli accorgimenti, avrà le mascherine e tutto, che possano, rimettere in ordine le siepi, i prati, eccetera, per essere pronti alla stagione turistica. Ma è solo un esempio, infatti c'è scritto, poi ci sono altri casi. C.
obbligo per tutti gli esercizi commerciali anche all'aperto, lo abbiamo detto prima, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti. Al supermercato si va con mascherina e guanti o comunque verificando la copertura di naso e della bocca. Non esiste che si va al supermercato alla libera. Qualcuno dice perché i guanti? Perché non stiamo parlando di alimentare, in generale il toccare il pacchetto di pasta e poi riporlo perché hai deciso di non comprarlo, il toccare un'altra confezione o quant'altro può veicolare il virus. Quindi è giusto che i guanti diano asetticità a tutti quelli che si approvvigionano, magari toccano, guardano un prezzo, cercano di capire la composizione di un prodotto, quindi tutti con i guanti e la mascherina. Il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all'interno degli esercizi dei supermercati. Ecco, anche sta roba io non la capisco. Abbiamo i ragazzi che hanno bisogno di materiale di cancelleria per la scuola, vai al supermercato, è capitato anche a me 2 giorni fa, e trovi la parte di cancelleria con tutta la roba con i nastri con scritto questa merce non si vende. Questa merce si deve vendere, perché cioè, penso che sia il minimo di dar modo a chi ha bisogno di matite, penne o roba di cancelleria che se la possa comprare, in particolar modo i ragazzi che scrivono, che hanno necessità, perché non c'è solo il computer, c'è anche ad esempio io, persone che mi hanno scritto che fanno il liceo artistico, che hanno bisogno di dipingere o quant'altro, è giusto che tutti abbiano modo di approvvigionarsi. E sono consentite le opere collegate agli stati di emergenza e di protezione civile in essere. E noi abbiamo delle opere urgenti da fare ed è bene chiarire che in quei casi le squadre possono uscire, ad esempio l'impresa boschiva, se c'è da fare attività che so per vaia o altre attività urgenti, indifferibili, che devono essere fatte. Anche a tutela del dissesto idrogeologico, vi ricordo purtroppo che non piove da 4 mesi, tocchiamo ferro, però insomma vorrei evitare di avere casini. Di richiamare tutti i cittadini alla necessità in ogni attività esterna consentita di evitare il contatto a distanza inferiore a 1 metro, il droplet, e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio. Di disporre che le misure di cui al punto 3, cioè queste misure, hanno durata, come vi ho detto prima, fino al 13. Di dare atto che la violazione, vi salto tutta la roba degli articoli, fino al 13, dalle 24 di oggi, perché oggi scade, ecco, mi ero dimenticato di dirlo, grazie Filippo, oggi alle ore 24 scade la vecchia ordinanza, quindi dalle 24 di oggi si va al 13, che è Pasquetta, alle 24 del 13. Di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni dell'ordinanza richiamata comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto legge numero 19/2020, di dare atto che l'applicazione delle violazioni della presente ordinanza, anche questa è una novità, provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81, ecco la novità, con destinazione delle somme al conto corrente della regione per il tema coronavirus. Quindi ci sarà scritta la causale violazione ordinanze regionali Covid-19 e quindi c'è il l'IBAN, quindi chi trasgredisce contribuisce alla causa del coronavirus. Di incaricare la direzione della protezione civile all'esecuzione del presente atto, quindi verrà notificato a tutti i comuni, a tutte le realtà, a tutti i prefetti, di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale, di pubblicare integralmente il presente atto nel bollettino ufficiale della Regione Veneto. Allora, abbiamo cercato di utilizzare, abbiamo fatto un'analisi tutti questi giorni ovviamente, no? Di natura giuridica. Abbiamo cercato anche ho cercato di affrontare una firma di un'ordinanza che abbia equilibrio, quindi la proroga dell'attuale ordinanza. Avete visto i garden, la chiusura dei garden con la consegna a domicilio, le attività di recupero del verde pubblico e privato secondo determinati criteri e ovviamente i mercati, la grande partita dei mercati, i mercati che devono essere regolamentati, regimentati e sostanzialmente governati come un normale supermercato. Si entra uno alla volta, niente assembramenti davanti ai banchi, guanti e mascherina per tutti. Quindi chi va al mercato rionale per gli alimentari piuttosto che al supermercato, guanti e mascherina. Se uno proprio non trova la mascherina, perché abbiamo anche previsto questo, abbiamo scritto in ordinanza, ve lo dico così evitiamo le polemiche dei premi Nobel che trovano subito il difetto. Si prende un foulard, se lo gira 10 volte attorno alla bocca e al naso
e ha fatto diciamo, la sua protezione con un dispositivo di protezione, che peraltro sarebbe previsto anche dall'articolo 16 del decreto del governo, cioè i dispositivi di protezione individuale che sono le nostre mascherine, per esempio, no? Queste non sono chirurgiche, ma sono un dispositivo riconosciuto per legge. Io ringrazio tutti i donatori, siamo arrivati ormai a 20 milioni. Voglio anche, siccome molti ci chiedono di dare indicazioni su come versare, sono già 25.726 coloro che hanno versato. Ecco, questa la lasciamo magari fino alla fine. Qui ci sono tutti gli estremi, basta fare, se siete a casa, fate una foto alla televisione o fate uno screenshot dal telefonino, o se lo ricordate voi stasera nei servizi o domani nei giornali. Questo è sono gli estremi per versare. Ricordo anche oggi alcuni versamenti: 100.000 euro Banca della Marca del credito cooperativo, quindi è un auspicio che tutte le banche seguano questo esempio. E poi devo anche dire che vi darò, spero domani, il resoconto di tutto il versato e il donato in materiale presso tutte le USL, quindi vi do uno specchietto generale. E per dire, non so, Siliconature dal MAS ha donato 200.000 mascherine, tanto per citarne uno, signor Gino Dal MAS, e 100.000 euro Romar SRL, 100.000 euro Battistella Mario, e 100.000 euro Casa Vinicola Botter Carlo e C SPA, 100.000 euro Asco Holding SPA, 100.000 euro Asco Piave SPA, 100.000 euro Itallenti SRL, 100.000 euro ERA, e da domani vi dico i successivi. Io avrei finito, se avete domande. Una tecnica sull'applicazione del decreto. Ha detto che i garden vengono chiusi. Sì. Vengono chiusi anche tutti coloro che forniscono prodotti per farsi l'orto, ad esempio? No, nel senso che, a parte il fatto che la vendita deve essere fatta sempre a domicilio, per un semplice motivo, che non è un motivo indifferibile recarsi in un negozio per comprare le piantine. No, la piantina va bene, ma per comprarsi perché ci sono tanti anche... Sì, no, ma anche le orticole. No, le orticole devono essere consegnate per il semplice motivo che il cittadino rischia la multa andare a comprarsele, perché non è un motivo indifferibile. Guardate, abbiamo fatto una verifica giuridica, infatti forse è l'unica vera grande incoerenza è quella del garden aperto e del fatto che tu non puoi andare a fare l'acquisto, perché comunque non è motivo indifferibile, a meno che tu non dici vai, vado a comprarmi l'insalatina appena nata perché mi mangio quella. Sì. Ragazzi, neanche un prenotiamoci prima, così non vi stressate. Prego. Faccio un giro quotidiani e poi dopo ultimo giro. Esatto, buongiorno Presidente. Dunque, un chiarimento sui mercati. C'è stato come dire, un precontatto con i sindaci per quanto riguarda la possibilità? No. Guardate, allora considerate che ci sono sindaci che hanno chiuso tutto, esempio Verona. Verona ha chiuso tutto. Ma vi cito Verona perché so della situazione di Verona, probabilmente ce ne sono altri. E ce ne sono altri che hanno... Allora, abbiamo trovato una situazione di equilibrio e di buonsenso. Chi ha chiuso resta chiuso perché può applicare l'ordinanza restrittiva, il sindaco, vi ricordo questo. Perché a cascata si va sulla restrizione e non sull'ampliamento. Dopodiché chi ha aperto vuol tenere aperto, deve rispettare delle regole. Penso che sia d'equilibrio come scelta e rispettosa dei sindaci. Se dopo un sindaco mi dice io voglio tenere aperto, me ne strafrego di perimetrare, di vedere la gente diciamo scaglionata, va bene gli assembramenti davanti al banco dei formaggi o della verdura e non me ne frega niente di mascherine o guanti, io penso che sindaci così in Veneto non ne abbiamo. L'altra domanda collegata, una cosa popolare, per quanto riguarda la deroga concessa alla manutenzione del vetro, Sì. l'esempio dei campeggi eccetera, il caso tipico delle persone, magari degli anziani che hanno un giardinetto, possono chiamare qualcuno a falciare il prato o è considerato non urgente? Guardate, noi abbiamo messo che dopo qui si arriva a un certo punto e ci vuole buon senso. No, certo. Cioè, l'invito è a fare tutto quello che non è inderogabile, perché altrimenti, a parte il fatto che è pur vero che la movimentazione di
di un lavoratore, perché se tu parli dell'anziano che può avere il giardinetto da sistemare, è di una persona che andrà a sfalciare, si mette la mascherina, non ha nessun contatto, sfalcia e va via. Però, ripeto, utilizziamo il buon senso, la mia preghiera è di fare al minimo. È inutile, cioè noi non possiamo codificare tutto, perché sennò dovremmo ridurci a dire su tot metri quadri è previsto questo, tot, cioè, capite che arriviamo a un certo punto che diventa il muro del suono oltre il quale non ci vai più. Però insomma i veneti sono persone di buon senso, no? Sappiate che un estraneo in casa è un rischio in più, punto. Prego Anna. Anna Maria. Sì, Presidente, buongiorno. Per quanto riguarda sempre la partita dei mercati, il piano di gestione resta al sindaco, quindi perché vengono aperti, laddove lo sono ancora, Sì. ci vuole l'ordinanza del sindaco che la specifica, è corretto? Ma ci vuole semplicemente che il sindaco faccia il piano di gestione che, voglio anche dirvi, non è burocrazia. Ci sono già i 4 parametri, la perimetrazione, la vigilanza, l'ingresso e l'uscita del mercato, un ingresso e un'uscita e i guanti e le mascherine. Cioè, può prendere l'ordinanza che ho firmato, la consegna, quella parte di ordinanza mia, la consegna a tutti i commercianti e ovviamente deve predisporre la vigilanza in ingresso e uscita dell'area di vendita. Come un supermercato. L'ultima cosa, la questione mascherine e guanti, devono usarla tutti, anche Sì. i negozianti. Soprattutto? Non soltanto al mercato, No. ma anche nei negozi. Li devono utilizzare. Guardate, il virus, se noi diciamo sempre lavatevi spesso le mani, vuol dire che il virus ti resta sulle mani, se hai la sfortuna di intercettarlo. Se le tue mani non sono protette, è inevitabile che tu ogni roba che tocchi ne metti un po' in giro. Se tutti abbiamo i guanti, il virus in giro non ne circola più, perché non è un supporto organico. Se in apertura ha detto che per la prima volta i dimessi superano Sì. i ricoverati, non riesco a... Nel senso che le persone che abbiamo ricoverato sono inferiori a quelle che sono state dimesse. Sì, il delta dà positivo sui dimessi. È la prima volta che succede. Che vi dirò, la verità è il vero indicatore, perché quando si inverte che ricoveri sempre di meno e dimetti sempre di più, vuol dire che svuoti l'ospedale. Tanto per darvi una dimensione, oggi noi abbiamo 8.900 ricoverati non coronavirus e 2.000 coronavirus. Questo si è riusciti a farlo identificando gli ospedali Covid e i non Covid. Se mischiavamo le robe eravamo veramente presi male, anche perché capite che è fondamentale la suddivisione dei 2 canali. Presidente, se posso, mi incuriosisce la questione delle sanzioni. Riguarda tutti i corpi di polizia e come nasce questa collaborazione? Ma assolutamente, noi ringraziamo le prefetture, tutti i corpi di polizia, tutti coloro che controlleranno. È un lavoro di squadra, è un lavoro che deve essere fatto come stanno facendo con buon senso, perché stiamo anche parlando di un'attività straordinaria, non è un limite di velocità, attacchi l'autovelox e via foto o non foto. Qui stiamo parlando anche, come si può dire, della necessità di affrontare un ragionamento col cittadino che a volte è anche educativo, no? Perché magari uno non ha capito, pensa che sia superflua alcune indicazioni. Ripeto, se tutti facessero come i ragazzi non avremmo nessun problema. Come è nata la collaborazione? Una curiosità, insomma. No, è prevista dall'ordinanza. No, è l'ordinanza. Altro? Mi posso collegare al discorso delle aree verdi e della manutenzione? Perché Sì. sono arrivate diverse telefonate e giustamente vogliamo essere sicuri anche noi di quello che rispondiamo. L'anziano che ha l'orto sociale può andare a Zampadere da solo, anche se si sposta oltre o... No. No, Perché l'orto sociale a me spiace, ma è già previsto nell'ordinanza del governo che parla di prossimità. Se l'orto sociale è in prossimità, ma purtroppo molti anziani hanno l'orto a 1, 2, 3 chilometri e a quel punto no. Anche se l'orto sarebbe un'attività da sostenere in questa fase, però purtroppo prevede troppi spostamenti. Prego. Scusi, forse è prematuro, ma Borrelli dice presumibilmente chiusura fino a No. maggio. Guardi, io spero che finisca sta tragedia e sto trauma, anche perché, guardate, noi stiamo lavorando, ve lo dico, al piano della riapertura, a prescindere dai test anticorpali,
Cioè, test anticorpali è un fatto di scienza, è un fatto di 2 università, c'è questa opportunità, la percorreremo fino in fondo, però noi se arrivano benissimo, patente di immunità, ma comunque dobbiamo essere pronti, perché se il giorno di Pasquetta si dice si apre, bisogna avere un piano che dica guardi, si apre con queste modalità, che le mascherine, le distanze, il numero di lavoratori, alcuni comparti, altri no, cioè non lo so, guardate, io tifo perché si possa ripartire, del resto per giustificare un'altra chiusura ai cittadini e un'altra restrizione bisogna che ci siano dati epidemiologici che lo giustifichino, ma questo ce lo dicono gli esperti, non lo posso dire io. Cioè, considerate che noi abbiamo un comitato scientifico dietro ai dati epidemiologici, abbiamo la sanità e quindi io mi devo far certificare comunque questa operazione. Io tifo perché si apra e continuo a dire che è scandaloso che l'Europa non ci sia. Posso fare un po' di domande dei Prego. italiani, se i colleghi me lo consentono, cominciamo dall'ultima arrivata, Dantan. La Dantan manda un'agenzia, peraltro me l'aveva mandata anche il collega Fennaro della RAI, dice che, io leggo l'agenzia, non c'è una domanda specifica, ma chiaramente lei richiede una spiegazione a lei, il Presidente della Regione Puglia in Emiliano ha firmato un'ordinanza di requisizione di una macchina della ditta Masmec, 2 sistemi automatici per analisi dei tamponi, dicendo che c'era più bisogno loro, erano destinati a noi. Non ne so niente. Non ne so niente, però se è così ricostruiremo, ma senza volontà di belligeranza, ma semplicemente per un fatto di giustezza nei confronti dei veneti. Cercheremo di ricostruire la storia di queste macchine, capiremo a chi erano dedicate, perché se erano dedicate alla sanità del Veneto posso garantire che vado a prendermele di persona, e se magari poi scopriamo che le macchine erano destinate all'altra parte del mondo, a quel punto voi capite che dal territorio nazionale chi prima arriva, prima confisca, però non so la storia di queste macchine, però facciamo una verifica. Seconda domanda della Dantan, dice, vorrebbe capire meglio, sono previste multe se non si hanno mascherine, foulard e guanti, si consideri che i guanti sono pressoché esauriti in tutti i supermercati. No, sono esauriti. Allora, il tema dei guanti è fondamentale, è fondamentale. Le multe sono previste per il non rispetto delle regole, che sono quelle delle distanze, che sono quelle delle attività. Ovvio che il tema delle mascherine e dei guanti lo si fa con il buon senso, cioè io non sono mai stato un burocrate. È vero che c'è un'ordinanza scritta, è vero che va applicata fino in fondo, però è pur vero che se uno dice guanti non ce ne sono più, non possiamo mica tagliare le mani ai cittadini perché non ci sono più i guanti. Li faremo andare anche senza guanti, ma a quel punto mi aspetto che ci sia il gel a disposizione, quantomeno per disinfettare. Fermo restando che ancora, adesso io sentirò anche con la protezione civile, faremo modo anche di capire se c'è necessità di reperire guanti o quant'altro. Su questo i prezzi sono schizzati, perché ho visto guanti ieri al supermercato a 8,50 €, cioè a cifre. Sì. Cioè magari anche un controllino su questi. Sì, ma guardate, io ne ho già parlato di questo, ci sono alcuni prezzi che sono giustificati, altri no. No, alcuni aumenti sono giustificati dal fatto che non si reperisce, altri forse qualche ragionamento va fatto. E comunque i supermercati mi aspetto che mettano i guanti all'ingresso. Cioè, io dove sono andato ho trovato il pacchetto di guanti all'ingresso. Sentite, cominciano a mettere i guanti. Vado avanti. Il direttore del giornale di Vicenza, Luca Ancetti, che salutiamo, chiede a lei come replica Ricciardi, che ha dichiarato che il test sul sangue, il serologico, non è ancora affidabile e che bisogna attendere altri 10 giorni. Ma guardate, voglio essere chiaro, ho risposto anche ieri a Filippo Tosato più o meno alla stessa domanda. Allora, qui c'è un dibattito tra scienziati. Non funziona che, cioè, se uno dice che va bene, allora va bene il mondo scientifico. Se uno dice che va male, deve rispondere Zaia. È che se la vedano tra di loro. Se non ho capito. Sono mica io che governo il test sierologico o quant'altro. Il mondo della scienza si confronta. Mi sembra che ci siano teorie, diciamo, agli antipodi di quelle di Ricciardi. Ci sono autorevoli, diciamo, scienziati, penso il professor Palù, tanto per citarne uno, che dice va bene il test sierologico, è attendibile al 97%, se poi qualcuno pensa di trovare un test che è attendibile al 100%, ce lo dica, ma non esiste un test attendibile al 100%.
c'è sempre un'alea di imprecisione, però questi sono temi scientifici. Finiamoli in questo paese ma non lo sto dicendo da Dancetti, lo dico in generale perché lo vedo che c'è sempre sta roba, no? Quando le robe funzionano è merito dei tecnici, quando non funzionano è colpa della politica. No, hanno detto che vanno bene i test, se la vedono tra di loro, ci portino il lavoro fatto se lo fanno, se riescono a farlo, se no vuol dire che non funziona, basta. Ma non lo dico polemicamente, lo dico perché non è nostro ruolo andare lì a pipettare i campioni e a fare le analisi. Però è nostro ruolo metterli nelle condizioni di farlo quello che abbiamo fatto. Vi ricordo che tutto quello che sta facendo rientra nella spesa di quasi 100 milioni di euro. Seconda domanda del direttore Dancetti, ritiene di confermare quanto anticipato da Borrelli, e cioè che verosimilmente si passerà in casa anche il primo anno? Ma l'ho detto prima, cioè. E Nicolussi Moro chiede l'importo delle multe, i sindaci controlleranno se stessi con i loro vigili, vi fidate, o il prefetto vigileranno? Guarda, io penso che ne dobbiamo venire fuori velocemente da questa tragedia e penso che questo sia la vera sfida, punto. Cioè, dopodiché c'è un'ordinanza, se qualcuno non la rispetta, soprattutto se è un'istituzione, penso che sia grave, perché non è che uno ci guadagna ad accantonare 200 euro di multa nel suo bilancio comunale e non girarli alla causa della sanità. Cioè, noi non diventiamo non diventiamo ricchi con sta roba, e penso che neanche i comuni, cioè, è un fatto più educativo che di sostanze. Due domande dell'ANSA, la prima politica, e ieri Crimi e l'esponente del PD Orlando, 5 Stelle e Orlando, chiedono di riportare la sanità, propongono di riportare la sanità sotto il controllo dello Stato, centralizzandola una volta finita l'emergenza. Cosa ne pensa? Ma guardate, io non ho mai fatto polemiche in questi giorni, sono mai 2 mesi, e questo me lo potete confermare, ho evitato ogni forma di polemica. Mi permetto solo di rispondere, visto che me lo chiede l'ANSA, che poi avrà bisogno di fare un'agenzia. Dico che ho letto anch'io le dichiarazioni. Allora, delle due l'una, Orlando, in particolar modo mi sembra Orlando, ha detto ma perché la sanità non funziona è bene centralizzarla. Allora, da noi funziona, quindi se l'obiettivo è l'equa divisione del malessere, allora ne prendo atto. Oppure è un'uscita improvvida, perché in Veneto o vuoi dividere il malessere oppure è una soluzione improvvida. Dall'altro dico anche che se qualcuno vuole azzardarsi a mettere in discussione il nostro modello sanitario, noi ci mettiamo 2 secondi a far rispondere il popolo. E sapete come? Chiederemo ai veneti se vogliono essere curati da Roma o dal Veneto. Faremo un bel referendum, così avranno la seconda risposta, visto che una gliel'abbiamo già data il 22 ottobre del 2017. E resti, visto che mi sono aperto questa piccola parentesi, resti chiaro che con l'ultimo paziente di coronavirus dimesso si rinizia con l'autonomia, che non ci sia qualcuno che pensa che è finita qui. La seconda domanda di Galvani, che in realtà era la stessa che aveva posto Ancetti sulle ipotesi di Borrelli. Mi scusi Presidente, sto cercando, abbiamo Tomassini dell'agenzia BIR, di cui mi scuso ma ieri mi ero dimenticato assolutamente che è arrivata tardi. Il governo sembra contrario a una riapertura in tempi differenziati territori che escono prima dall'emergenza. Visto che il Veneto è sembrato gestire la situazione, dice Tomassini, meglio di altri territori e potrebbe forse guardare prima di altri, non ritiene che sarebbe il caso di mettere in conto la possibilità di riaprire prima di altri se le condizioni lo permetteranno? Ma guardate, noi siamo assolutamente dell'idea che se la condizione epidemiologica e sanitaria ce lo permette di ragionare su questo fronte. Vi ricordo che oggi le aziende sono tutte chiuse in Italia in virtù di un decreto nazionale, punto. Ma lo dico non per dar colpa a qualcuno, giustamente chiuse per far fronte all'emergenza sanitaria. Cioè non vorrei che qualcuno pensasse che io posso firmare un'ordinanza per aprirle. Cioè, di certo se ho le condizioni solleciterò il governo perché si possa ripartire. Ma l'analisi Gentilenta, e poi siamo alla penultima, ormai ci sono milioni di mascherine di produzione anche italiana che però pare siano ferme nei magazzini perché manca l'ok dell'Istituto Superiore di Sanità, e per questo che se ne vedono poche
può fare qualcosa? Ma guardate, io vi dico che noi le mascherine oggi, devo dirvi ufficialmente che da una settimana, 10 giorni stanno arrivando. Considerate che noi ne consegniamo tutte le mattine 286.000 alle ASL, che poi vengono divise tra esigenze ospedaliere, medici di base, pediatri di base, e case di riposo e quant'altro. Le mascherine chirurgiche a noi le offrono penso 10 volte al giorno ormai, perché poi tutti si sono inventati di produrre, di fare. Adesso hanno i magazzini, molti hanno magazzini in giro per il mondo, per cui io spero che, siccome i privati hanno un problema con le mascherine, che è quello poi di sdoganarle, perché debbono essere indirizzate ovviamente ai sistemi sanitari o a chi ha ragionevoli motivazioni per lo sdoganamento, spero che il governo chiarisca questo aspetto, perché il tema, o la protezione civile, cioè io comincerei a liberare anche il tema delle mascherine, perché oggettivamente oggi sul mercato noi quelle che cerchiamo le troviamo, cioè non posso dire che mancano le mascherine oggi, ma sono mancate per 3 settimane, questo sì. A queste si aggiungono tutte le produzioni locali o nazionali che sono di ingegneria, di intelletto dei nostri imprenditori. Il direttore Basso di TV Vicenza dice quindi tocca ai sindaci stabilire di adeguarsi alle normative, all'ordinanza che Sì. abbiamo dato. Se non lo fanno, il mercato sta chiuso. Deve chiudere, ma guardi che l'adeguamento non è scalare una montagna, cioè, adesso che non facciamo tragedie per una roba del genere, cioè, diciamo semplicemente che il mercato all'aperto sia gestito come un supermercato. Andate qui al supermercato, vedete i carrelli in coda, le mascherine e l'ingresso scaglionato, cioè, mi sembra una condizione ragionevole. Stiamo sempre parlando di un virus che manda i cittadini in terapia intensiva, negli ospedali ne abbiamo 2.000 in ospedale. Ultima domanda di Basso, poi lascio la parola di nuovo ai colleghi di sala. Il referendum sulla sanità è una provocazione o un'idea? No, non è né un'idea né una provocazione. Se dicono che vogliono togliere la sanità al Veneto, dico che noi non siamo d'accordo, e siccome dicono che la proposta, che non mi sembra neanche una proposta, mi sembra un'uscita improvvida, che la proposta nasce dal fatto che non si può andare avanti così, siccome in Veneto non mi sembra che la sanità sia gestita male, dico che se l'obiettivo è l'equa divisione del malessere ne prendiamo atto, ma noi non siamo d'accordo. Quindi se mai arrivasse quel giorno siamo pronti a chiedere ai veneti di esprimersi se vogliono essere curati da Roma o dal Veneto. Colleghi, altre domande? Grazie, arrivederci. Grazie.